Mi ha mandato il disco autografato e roba varia. Allora vi devo raccontare una cosa, abbiamo avuto a Piccia Caradonna, grazie, abbiamo avuto un piccolo... Anche perché io volevo intervenire, grande Sal, punto. Grande Sal, questo è il disco. Allora devo dire una cosa, abbiamo avuto un piccolo problema di audio, cioè Caradonna ha finito di cantare, a un certo punto se n'è andato l'audio. No, meno male, sai perché siccome tengo i fans che sono più cattivi mi abbiano fatto. Ma si chiudono là perché ti hanno aspettato, hanno buttato in una trappola. No. Allora, che cosa è successo? Che ho messo una canzone, stiamo giocando, insomma, c'è la sfida Napoli versus l'Italia versus il mondo. Allora ho messo una canzone di Biagio Antonacci dal disco nuovo che si chiama Dolore e Forza. Ma sarà che io sto lavorando con i cantanti napoletani in questo periodo, però io ci vedo Napoli dappertutto. Allora adesso facciamo, visto che non l'ha sentita nessuno, facciamo una prova, io la rimetto e adesso Caradonna ci fa sopra una sorta di canto napolegno, però senza parole. Insomma, sì, è una nenia napoletana. È una nenia, prego, tu si avvicina a Gino Da Vinci e mi fa... Me l'hai messa sta canzone in coppa a penna, perché che devi fare? Ce l'ha maruba sana. Intanto la trovate nel disco nuovo di Antonacci. Adesso rispondete da Napoli, Gino Da Vinci. Gigi, rispondiamo un po' con qualche canzone. Insomma, adesso metteteci l'impegno. A Napoli, come mamma risponde? A Napoli come dobbiamo rispondere? E fammi ritornare dell'ultima canzone mia, vai. Ecco. La ricordo? Qual è? La ricordo. Facciamo... Dici tu, ammo, tu che dici tu? Quello che fai tu, No, facciamo una cosa che non è nostra. Ah, bellissimo, meglio ancora, vai. Aspetta. Vai, pensa. Già pensato, sì, Bisogna rispondere ad Antonacci, Voglio. È tosta, È alto. Non è facile trovare un pezzo che bisogna rispondere. Hai tenuto 1 minuto e 50, vai. Ti hai mangiato già 35 secondi, frate, vai. Non ne ho vero che è fornuto tu stai qua. Vai. In dall'ansia che non sa facciamo qua. Un magagno ne giornate quando tu non puoi cagnare. Quando freddo in cuore accira libertà. Sì, stanotte mi metto paura, giuro che mi metto a aspettare. E mi addormo sull'anno che stai qua. La canzone che sono conosciamo, ma guardate che te cade. Tu sei sempre tu e nessuno è di te. Il grande D'Angelo rimane sempre un poeta senza offesa a Biagio Antonacci. La montagna facili da un cassetto, l'ultimo incompleto non l'ha finito. Il nostro album di fotografie, mezzo a 4 libri da non è più. Ritornello. E ma non mangia la sera, si non cucina tu, 2 volte cammino non so fare di più. Si stirano cazzone, mi faceva perché, e poi quando mi addormo, l'interno il sole freddo cerca te. E vinciuto tu, sta guerra non è vinciuto tu, non te lasci più, e sono contento che hai vinciuto tu. Biagio Antonacci, io ti sta pellicando. Ma ci sceglio da te, tra tante donne ci sceglio da te, Tra tanto ma ci trovato a te, l'unico bene, soltanto a te, a sceglio da te, e tu felice Dio, felice me, non sento più la mano in tocca e dici un mondo che va bene a me.
tengo solo a te, per me tu sia ragione, io tengo solo a te, pure quando respiro, per me sei solo tu, ti sento sotto in mano, a cielo di mi ha fatto un regalo, ma da tante case una vita sana, io tengo solo a te, è bello che sta amore, io che banalità, mi torno una creatura, un po' che fantasia, ecco un grande cuore, fai luce tutte me. Sei un grande, Gino, sei un grande. Aspetta. Allora, avete presente un mammino con le mani nella cioccolata, che gode, sto godendo alla grande, ho la pelle d'oca. Io devo dire la verità, questo è un sogno che avevo da tempo, perché avere due artistoni del genere che ti cantano dal vivo, e, insomma, la radio non ha bisogno di parole, no? La televisione non ha bisogno di parole, ma io devo sfidare, ecco, devo combattere, perché altrimenti che sto a fare qui? E allora avrei pensato, Serginio, alza il cursore, grazie, è una sfida tra Napoli e l'Italia in questo caso, e adesso rispondono Gino Da Vinci ed Enzo Caradonna. Da Napoli con amore, va bene? Napoli con amore, grazie. Io vestito piano piano, sono in scena con latte, e sta ben vinta penombra su un odio sulle me, e per terra rapugnata nelle calze di un gnoccis, a namore con mannuia, ma sospira zitto, mi la serie così, com'è bella sta nottata, una voglia fa fermare, io mi appiccicasse sempre per far pace insieme a te, però per così. E ora più a te, Gigi. Si torna per far pace con noi cerzi, in cielo mi si scala non ha data sì, e si ti stende in mano non ti fa carezzare, con me non innamorata che si può culturare, si torna per far pace con noi cerzi, chi le c'ha della nata che non tratta così, non può dormire con male che ti viene a sfuriare, chi sta ma senza corma che appena darà. Spezzare che solo l'amore potesse sana, ma tu vicino a te ci adesso ma fa una storia così, tu innamorata non può ne soffrire, si danno per far pace non riesce sì, non mi senti sto caro che volesse parlare, l'ho fatto troppi volte, non si può perdonare, non si fa. Allora, anche prima e terza, senza offesa, ma io vi odio. Tenimofonica, ma io vi odio e vi schifo. Grazie, ma prima o dopo mangiato? Dopo, che restate in goppo stomaco. Allora, devo dire una cosa, tra poco facciamo un'intervista simpatica, poi andiamo avanti con queste terme, Napoli che sfida il mondo, attenzione, sì, tra pochissimo. Però adesso li faccio riposare, quindi voglio suonare due dischi l'uno dietro l'altro, prima Enzo Caradonna e poi Gino Da Vinci. Allora, Enzo Caradonna, questo è il disco, è l'ultimo uscito e si chiama Il sole nel buio. Attenzione, mo faccio Barbarella, Il sole nel buio, perché avete presente quegli inverni interminabili, ecco, che non finiscono mai. Poi all'improvviso arriva la primavera e c'è questo piccolo raggio di sole che voi vedete dietro le nuvole. Ecco, questo è Enzo Caradonna, che canta troppo poco, che fa dischi ogni tanto, invece noi lo vorremmo ascoltare sempre, ogni momento, vorremmo un disco ogni 6 mesi.
alla Gianni Celeste. Ma no, Vabbè, l'unico al mondo. Tu sei uno stronzo, mi hai rovinato la presentazione. Ma scusa, veramente Enzo sei uno stronzo? No, sono uno stronzo, sicuramente sono uno stronzo, perché me ne sono accorto. Scherzato. No, Gino, ma non ne fa sti cose, sto scherzando, ma che stai dice scherzando? Sei uno come, stronzo vero? Ma mica apposta. Cioè, chi lui strunzo? Va buono. Allora, sentite adesso, a parte gli scherzi, questo è un disco molto bello, noi aspettiamo... Però aspetta, direttore, mi avete dato un compito. Vai, posso? Vai, leggi. No, perché come leggia, leggi. non ne legge sì, nessuno. però mietete lente, grazie. Sì. Fai più Petraroli così, ecco, sì, grazie. Sì. Prego. Auguri a voi, siete grandi, un programma a doppio gioco, va bene. Lino di Pianura. Ciao, sono Anthony, visto pure i cantanti chiamano. Sì. Auguri a tutti, siete fortissimi. Potrei ascoltare Nancy. Ma è Anthony il cantante, ma siete convinti? No, vabbè. non lo so, vabbè, può anche darsi, perché a me mi vedo, mi chiama pure. Sì. Non lo so. È un grande amico nostro, lo saluto. Auguri di buona Pasqua. A me va bene e mi chiama pure. Certo, molto bene. Allora, quel 30% della mattina che io non prendo sì. Fa parte dei tuoi radioascoltatori e telescoltatori. A me mi avere Pavarotti tutte le mattine mi manda certi messaggi che non avete Pavarotti? Certo. La faccia educata. Complimenti vivissimi, siete fantastici e dei grandi professionisti. Che bello vedervi insieme. Mi fate ascoltare un brano da entrambi per mia moglie Sara da Piazza Mercato. Ciao a tutti, complimenti, vedervi insieme è uno spettacolo, bravi. La bella musica è il mondo è neomelodico. I complimenti vanno anche a Sergio e Consuelo. L'arte non è acqua, potremmo vedervi così sempre. Gennaro Damiano, vabbè, è una questione pure di cachet. Certo. Sì, è una questione di cachetto. Allora facciamo così, ragazzi, facciamo così. Fai il conduttore, dai, fai il conduttore. No, facciamo così. Sì. Allora, tu per il momento hai annunciato una canzone mia che... Come si bella così lento, però. Sì, vero. Che hai un fascino... Sai, mi pare D'Agostino, Ma D'Agostino chi? No, D'Agostino. D'Agostino Fonmanelli chi della Rai? Bravo. D'Agostino. Quello col pizzeo, vabbè, D'Agostino è un... Quello del blog famoso D'Agospia. Ma ragazzi, non pazziate, D'Agostino, capite chi è? È un intellettuale. È un intellettuale. 8 lauree, una capa tanto. 12 lingue. Li tengo solo te a casa. Sì, allora, a me piacerebbe... Sì. Tu stai dando delle mattinate a destra e a manca. Sì. Che ne so, ok, va bene. Margarito, scusate, Margarito. La didascalia non è proprio corretta, e giustamente tu dici, se andiamo a rivedere quello che hai detto, sì. Non mi facessi struccoliare a gente, non ti sane do cacchetta, non mi registri chi mi volesse bene, o ne ancora non ti magnasso o sangue cacannuccio se non va te la musica è Gigino, non hanno il coraggio non me ne parla. Bene, allora adesso mettiamo due dischi l'uno dietro l'altro, Serginio Cursore, prima Caradonna che stia vita mia. Grazie. E poi Gino Da Vinci sia Pienza così. Vai. Questo è un pezzo mitico quando George Michael faceva parte ancora degli UM, la canzone si chiama Wake Me Up Before You Go, cercatevela. Adesso devono sfidare gli UM, Enzo Caradonna e Gino Da Vinci. Napoli non ha paura di nessuno, infatti la nostra trasmissione si chiama Il mondo è neomelodico. Sì. Sfidate. Vai maestro, vai. Con un stemmare a cuccolella che vi si era alzata ma si scampagnano per tu letto con mano a papà da fa guardare come fa l'americana senta a me che tu fa tu vuoi vivere alla moda ma se bevi whisky and soda quando siete disturbati va ballo rock and roll tu giochi al baseball ma i soldi per camella chi te li dà la borsetta di mamma tu mi fai l'americana si nati da me se da me non c'è sta niente a fare ok
l'America, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Whisky and soda e rock and roll, whisky and soda e rock and roll, whisky and soda e rock and roll. Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Te venga a pigliare con quattro ciucce, Rimane sera all'8:30. tenim un appuntamento, coppo parsamento, cassino, fai trovare, e cara fai trovare. La tarantella è bella, rimane sera all'8 a Sirio. Rimane sera all'8 a Sirio. Oh, allora, perché Napoli non ha paura di nessuno. Buona giornata a tutti, siamo a Condomini Unificati su 4 canali televisivi, Teleurania 121, Teleblu e Telenapoli, Teleblu Napoli, che sono 2 canali diversi, e poi il canale di riferimento della CC Records e del mondo del neomelodico, cioè il 636, sì, un attimo solo, 636 Marzian TV. Allora, 171 Teleurania, giusto? Sì, 171. Sergio, senti Nicola che dice? Perché 1,71. 1,71, un po' di messaggi. Allora, un saluto per la bellissima Valeria. No, Ciao Vale. È sempre fuori tempo, non è cagnate niente. Hai visto, È sempre caro? fuori tempo. Hai visto? Sfida. Rivederti Con l'altro uomo che ti stringe il fianco, mi lascia indifferente. ora che tra noi due non c'è più niente, Ora che il nostro ieri altro non è, che foglie ingiallite dal tempo, ipocrisia, gettare l'acqua e avere tanta sete, morir d'amore, dire non è niente, gettare l'acqua e farlo indifferente, l'indifferente, ipocrisia, questo sorriso che nasconde un pianto, altro non è che maschera dipinta, vorrei negarlo che io sto piangendo, perché di gelosia io sto morendo. È uscito fuori il Mario Da Vinci che c'è in lui, l'avete visto? E mo come la metti? Come la metti? E mo come ti metti? Come ti metti mo? Allora, tra poco intervista doppia. Molto bene, no, voglio dire, ci voglio pensare bene, ma ve la voglio dare anche vinta in qualche modo. Voglio giocare facile. Facile, Scusa Gino, tocca a me. prego. Grazie. Tocca a Isi, Gino. Cursore. Cursore. Però, aspetta, tu chiamate un po' a Michael Bublé, si pauta non fam. Quando, e adesso Napoli che non ha Vai, paura vai, del maestro, mondo, vai. risponde. Resta con me, non me la sa, Resta con me, ma dimmi sì, muore per te, vive per te, cambia per te, ma dimmi sì, vita la vita mia, non mi batterò passato, non mi batte che da avuto, resta con me, con me. non mi porterò passato, Non mi batte chi da avuto, resta con me. Con me. Ecco qua.
beh, insomma. Vi abbiamo anche blusato la canzone, dai. Blusato. Allora, tra poco entra in scena Nella e velocemente, prima di un'intervista che farà i buchi per terra e che farà parlare tutta la città, e finalmente sfateremo miti o insomma... Amore, ma Aneo Melodica ci sa, è pronta? Chiara, sei pronta? Ma credo che Chiara già sia in rec. Infatti, adesso si registra. Ma comunque Chiara registra sempre tutta la puntata. Intanto li faccio riposare, attenzione perché tra poco succedono cose pazzesche. Intanto mettiamo Stuta Gino Da Vinci perché metto un disco lancio. Grazie. Cora mia, c'è in sottofondo? Sì. Nelle orecchie e vi entrerà anche nelle gambe, perché insomma si balla con grande facilità. Scritta da Giuseppe Turco e da Massimo Arciello. Stefania Iannone canta, la canzone si chiama Si tu me las ma fai morì. Ma adesso la vedete accanto a me, qualcuno mi dice lievo mappamondo, sapete che facim o calam? Ecco qua. Allora, molto bene signori, accanto a me c'è Nella. Ammapicciata Nella? Molto bene. Allora, Nella è la compagna di Caradonna. Sì, intanto come mai questi occhiali da sole? Inquadratela bene, scusate, come mai gli occhiali? Perché hai fatto il botulino? Sì, non posso togliere gli occhiali. Non puoi togliere. E perché tu hai bisogno del botulino? Tu sei una giovane donna fresca come una rosa. Allora, io devo ringraziare, ma scusa, e la bocca? Hai fatto anche la bocca? Hai fatto anche le labbra? Assolutamente no. No, che hai fatto? Solo gli occhi hai fatto? Un po' le rughe. Un po' le rughe, sì. Un po' le rughe. Allora, devo dire una cosa, Nella mi ha fatto prima un regalo bellissimo, perché lo sapete, lei è la compagna di Caradonna, allora tutti si aspettano, quando Caradonna è in onda dall'altra parte e lei resta sola a casa, sicuramente Nella vedrà Caradonna. Invece quando resti sola a casa perché Caradonna sta trasmettendo dall'altra parte, tu chi guardi? Te. Sei la donna dell'anno. Tu sei la donna dell'anno, sì. Potresti anche fare a meno di Nenzi, sono io la prima donna. Ma tesoro, amore, ma vieni quando vuoi, ecco, ma vieni quando vuoi, la sto abbracciando, io so che questo momento di televisione farà rodere il fegato a molte. Anche perché Senti... voglio farti io una domanda. Sì. Hai invitato Fabrizio Ferri, sì. Hai invitato Leo Ferrucci, sì. Hai invitato tutti. Senza le mogli. Senza. Tu invece? Perché io sì? Perché sai bene che faccio audience. Perché tu fai audience e perché tra le altre cose tu e Caradonna fate gossip da anni, sì. E quindi di conseguenza sai che a me il gossip un po' mi piace. Allora volevo chiedere, tu che hai strappato Caradonna a tutte le donne che lo volevano, ed erano tantissime. No, vedi che quello era bellissimo. Caradonna, ma anche adesso è un bell'uomo, so, anche adesso è un bell'uomo. Però ti devo dire una cosa, io me lo sono preso troppo tardi. Perché? Te l'hai pigliato Mush? No. Come però era più bello prima. Era più bello, lo so. Che quando faceva Video Team Italia lì, lui era di una bellezza. C'ero anch'io. Ah, c'eri anche tu? Sì, di nascosto, ma c'ero sempre. E non eri l'unica però, non eri l'unica, mi sa che c'era la fila e la folla fuori gli studi di Video Team Italia, e tu tra tante alla fine poi l'ha scelto, come dire, Nella, sei ormai la donna, no? Voi sì. avete un figlio insieme, ecco, che si chiama? Diego. Ma tu ti sei mai pentita di niente in relazione a Caradonna? Cioè, negli anni, visto che tu hai lottato per averlo, perché diciamo, ma ti sei pentita di qualcosa? No. Tu rifaresti tutto quello che hai fatto? Sì. O lo daresti a qualcun'altra molto volentieri? No. Te lo terresti stretto? No, ma è lui che vuole stare. Senti, non va via. Voglio sapere una cosa, la mattina quando Caradonna si sveglia, com'è a prima mattina quando si sveglia? Sempre nervoso, perché non non si vuole Ma che fa? Dice le parolacce? Che fa? Dice... No. Sempre tutto imbronciato. Ma russa Caradonna durante la notte? Non lo sento perché dormo prima di lui. E voglio sapere una cosa e poi ci salutiamo. Ma Caradonna, come fa l'amore? Benissimo. Volevo sapere, ma lui fa l'amore come io faccio alla televisione? Sì, perché tu sei bravissimo. E allora il numero uno. Grazie a Nella, tra poco intervista doppia, intanto suoniamo Leo Ferrucci, disco lancio. A proposito di amore, vai cara. Grande Nella, Caradonna, ma come mai? Sì.
Prego, entra, perché la devi dire nel microfono. Io fermo la musica. Aspetta, che fermo la musica, perché è importante, prego. Allora, io volevo fare i complimenti a te e a Consuelo. Sì. Per la festa del Monacone. I primi di luglio alla Sanità, sì, festa che torna. Ci sono dei nuovi presentatori, che siete tu e Consuelo, anche perché quelli che hanno presentato, le presentatrici che hanno presentato fino all'ultima edizione, si erano fatti vecchi, potevano andare via, voi siete molto più bravi. Ecco, mamma mia, questa è una curtellata, un momento, aspetta, ma già ripigliato. Tra l'altro, come ho detto nei giorni scorsi, la festa che sta succedendo? Mamma mia, la festa Monacone l'ha presentata Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Mario Guida, insomma, rispetto per tutti. A Izzechi lo cursore, Sergi, molto bene. Allora, Leo, salvami tu, Leo Ferrucci che ci spiega che cos'è l'amore, ma io non so fare, io non mi voglio appicciare. Sì, a metà, da una parte vedete Caradonna e dall'altra parte vedete Gino Da Vinci, adesso partiamo. Gino, però devi guardare avanti, no, sto guardando il monitor. No, devi guardare avanti. Partiranno una serie di domande a raffica, ogni domanda che faccio vale per l'uno e per l'altro, insomma. Io partirei da Caradonna, età. 48. Tu, Gino Da Vinci? 46. Oh, sei un faggio ma che palla, ma che buciarda. 47. Ecco, quando faccio? Allora, Da Vinci, volevo sapere a che età hai avuto il primo rapporto? 12 anni. Come? 12 anni. E che facevi a 12 anni? Compare, che da Gerici lo fra oggi le comico. Caradonna, a che età il primo rapporto? 15 anni. 15 anni. L'ultima volta, Gino Da Vinci, che hai fatto l'amore in auto? Certo. Non ricordo. Come non ricordi? Non ricordo. Sì. Caradonna, l'ultima volta che l'hai fatto in auto? Nel 98 sotto il ponte di Casavatore, non era nel 98? E chi l'ha fatto? Che era Cario Ponte, era Cario. Aspetta, è grave perché Caradonna dice nel 98, ma Nella dall'altra parte dice l'anno scorso. Non ero io, scusa, non ero io. Forse lei si è ricordato. Ma... Allora, scusa, penso non andare a ricordare anche giù. Ecco, lei nel 98 si ricorda, non si... Ah, per ragione. Scusate, spiegaci. Ciò non mi ricordo. Ecco. Sì, l'anno scorso quando tornammo da Franco Lopiano. Che faceste? Si è revuta perché è stata molto eccitante quella situazione. Si è revuta. Ma è stato un impeto improvviso? Sì, improvviso. Uno sguardo, un alito. Ti spiego, io sono innamorato di Nella. Perché? Perché tiene l'alito più eccitante del mondo. Ma ragazzi, ma che donna. Senti, no, vero, ragazzi, ma guardate che è una cosa impressionante. Io mi sono innamorato proprio l'alito, perché ti piace la femmina, a posto, poi quando inizi a trovare le grazie, ti innamora, no? Certo. Allora, Gino, ti sei mai fatto una canna? No, ma pescare sì. Caradonna, ti sei mai fatto una canna? A Bavarone perché ero un ragazzo con la testa avanti, allora vuoi provare? Io ho sempre provato. Allora, adesso giochiamo come abbiamo giocato insomma l'altra volta. Senti Gino, parlando, perché siamo tutti uguali, il mondo è tutto diverso. Che ti sei perso Gino comunque? Il mondo è tutto diverso, insomma c'è anche un certo scambio di ruoli. Prendendo in considerazione il panorama dei cantanti napoletani, a quale cantante faresti fare la parte della donna, insomma, e tu con questo cantante... sì, immagina un cantante che potrebbe fare la donna o tu fai la donna e lui fa l'uomo, insomma, con quale cantante ti vedresti in coppia? Grazie. Ma siccome io non amo i rivali, sì. Non me lo facesse mai a uno come rivale. Ma che significa? Sì, che è una domanda. Allora la risposta che hai dato non è intelligente, è stata intelligente la domanda provocatoria non farei sinceramente, non lo so, ma proprio per dirla così, e che ne sa, Luciano Calduro, va? Me lo ha da femmina mia. E adesso Caradonna che deve cercare un altro cantante, con quale cantante faresti questo gioco, questo scambio? Guarda, l'avevo trovato Luciano Calduro perché è bellil, fisicamente sta ancora, si mantiene bene. Poi va parrucca in capo. Come Ulisse, prego. Tony Colombo. Tony Colombo. Gino, hai mai fatto un'orgia? No.
E Enzo? Vabbè, non una. Gino, scusa, ma dove hai campato fino a questo momento? Perché io non amo fare sesso davanti alle persone, amo fare sesso da solo. Vabbè, ma quelle sono esperienze. Ma fatti le amici di studio non sanno qualcosa. Bravo. Enzo, ti volevo chiedere, c'è stata una volta in cui una donna ti ha detto vabbè Enzo dai, lasciamo perdere, non è il momento, forse sei stanco? Sì, mia moglie. Sempre... Sì. No, ti spiego, pure perché ti spiego. Perché delle volte, no, è vero, delle volte, cioè, essa va a trovare, capito, a come ti scidi, a come mi scedete. No, c'ho il problema, nel senso... Qual è il tuo problema? Ti spiego, se posso spiegare. Certo. Perché poi è una infame, perché poi la mattina l'ha scuscionata. Un momento, Enzo, ti prego. L'ha fatto rimanere senza parole. Enzo, ti prego. No, allora, il mio problema, la mattina, lei considera amore pure questo. Il problema mio la mattina è uscita, sto buono o sto malamente, perché noi la notte mangiamo tardissimo, fumo tantissimo e poi mi va a... Sì, vabbè, ma voglio dire, c'è sempre quel... Poi tengo il reflusso gastrico. Enzo, ti prego. E allora la mattina si tengo il problema dell'alito cattivo. Sì. Che succede? Abbiamo allora metti scuorna. che per Caradonna... Però da domani mattina in boa faccio per i surici russi. Abbiamo capito che per Caradonna usciate è una cosa importante. Importante. Allora, no, perché no? Per te non è la stessa per cosa. Tutti, scusa, guarda Caradonna, per tutti. Stanno certi cantanti ne può proprio subire. Scusate un attimo, è come le ascelle, Non solo cantanti, anche presentatori, presentatrici, autori. Management. Allora Gino Da Vinci, senti un po', l'ultima volta, oppure una donna che ti ha detto dai Gino, chi stiamo, quando torna a casa vanno fatti, che sta succedendo? Lasciamo perdere. Dai, devi essere sprint. Ma no, succede sempre a me, dice, lascia stare, Fra, andare. Sì? Sì. E perché? E che ne sai? Vabbè, dipende dal film. E come mai? Non lo so, forse non sono attraente poi nel sesso. Sono a tre prime sottili, capite, a posto, però poi che abbondavo in suo fratello. Un gamberetto. Scusa, e tu che dici? Caradonna non sa buona. E tu che dici? E tu che cosa dici? Ma può essere una mararetta da maretta, mi scambia. Ecco. No. No, bene. Senti, Caradonna, da cosa ti travestiresti tu? Io? A femmina l'ha già fatta. Sì. Bionda? No, bruna, feci una scenetta comica e dovevo fare la vedova, ma mettete nei certi segni, pareva Angela la luce, ti giuro. Come si chiama quel truccatore? René Bonante. René, come stai René? Tanti baci. Ciao René, quando mi truccava, quando facevo mezzo secolo di canzoni con Leonardo Ippolito a Canale 21, che ti disse? Mannaggia, mi faceva sempre apparire un ricchione in linea di lei, perché si divertiva a truccarmi, ma mi truccava troppo, esagerava, una femmina. E poi sceva che la voce... Chi voglio a te, capito? Pareva una stranezza. Scusami Enzo, René, bravissimo, è chiaro che alla fine arriva, capito? A fare che cosa? Un ricchione o a truccare? No, è bravissimo a truccare, è meraviglioso, quindi è chiaro, sta nel suo, fa il suo mestiere. Sì, ma fa femmina, scusa. Allora, scusami, ma scusa, se quelli ti voglio impressionare, che t'aveva fatto? Orsacchiotto, che t'aveva fatto? Senti Gino, da cosa ti travestiresti? Io, no, posso dire che anche io quando ero più piccolo giocavo. No, tu da che cosa ti travestiresti? Io da lupo. Perché? Perché ha già buffi murza a Petrarolo. Da lupo. Il suo lupo. Io preferirei Cappuccetto Rosso. Per esempio. Fa già fa Caradonna. Fa Caradonna Cappuccetto rotto. E il suo lupo. E tu fai. Ma fa facciamo così. Visto che voi avete 8, 7, 9 canali, 20 canali, Nicola Turco quando ne va tanto ce ne ranno, perché è un mostro. Fa una cosa, facciamo anche una televisione per esempio da parte e ci facciamo tutte queste scenette, noi che ci travestimmo. La prima scenetta ad essere Cappuccetto Rosso, io, e issa ad essere un lupo. E issa ad essere Cenerentola. Ma morsi. Senti, chi? E c'è zicca Cappuccetto Rosso che ha Cenerentola. No, ho detto Cappuccetto Rosso tu, Cenerentola lui. Ma per dire Cappuccetto Rosso, che è una cosa veramente ingenua. Cioè pensa che noi l'abbiamo cantata Cappuccetto Rosso. Lo so, Nico Desideri. Dovevo cantarla io quella, poi c'è stato uno scambio tra me e Nico. Ecco, tra
tra l'altro quella è una canzone seria, molto seria, Lucarelli Alfano. Lucarelli Alfano. Senti Gino, chi ti ha messo nell'ambiente più mazze tra le ruote, come si dice, bastoni tra le ruote, un nome, chi non ti ha mai aiutato? Ma mi ha aiutato tanto mio padre all'inizio, ma le mazze nelle ruote, come dici tu, me le mettono ancora oggi, quindi sono tante le persone. Le persone, ultimamente Mario Guida. Mario Guida. Sì, lo posso dire perché sta facendo proprio un grosso. Mario a te, ma Mario, ma è possibile? Fin quando non pigli in amazzo. Mario, è possibile? Guarda, era impossibile che non ti citavano. È normale, scusa. Ha fatto una stupidata ultimamente prima di Pasqua, una cosa grossa. E con questo chiudiamo. Senti, Gino, quando facciamo queste cose io ti devo ascoltare, come Milana Cantone, ragazzi, io non c'entro, ascoltare, io ti devo ascoltare, non ti devo guardare perché sinceramente non sei un bel guardare. Sì. Già stiamo a dire che ti tenga, capito? Infatti, infatti come facisse, direi. Bravo. Allora ti voglio dire una cosa, ma pensando a Caradonna, no? Qual è il pensiero più hard che ti viene su Caradonna? Mamma mia. Come si fanno a questo? Scusate un attimo, Gino, ma ti prego, ma è l'ospite. Ma che c'è? Ma tu vuoi sapere da me io che pensiero hard farei su Caradonna? Caradonna, tu quale pensiero hard faresti su Gino Da Vinci? Bottala, vicino. Mo chi può capire che Signori, non ha detto Peppe, attenzione, o Gianfranco. E qui finisce, intanto noi riprendiamo la sfida e io insisterei, questa volta mi lancio dove coglio, signori, partirei con questa. Adesso rispondono Enzo Caradonna e Gino Da Vinci. Di sto cuore va a tre, sono fuso perché oramai sono cotto di lei. Ma facite a dove si aprite passai, ma prima non voglio cari. Ma sono fatto il caffè, dormo senza dormire, tutte notte, ma vado su via. Ma domanda chi sono, sembra quasi un robot, la mia carica è lei, io voglio lei, vai Gino. A fare nera, mi sta grippando sta creatura, sto facendo che per muri, io voglio lei. A fare nera, mi sta imbriagando il cervello, mamma mia ma com'è bello, quanto l'amo a fare nera, e dinte passa, io non faccio andare a stare, quanto l'amo a fare nera, e le sue labbra, voglio consumare ma io voglio lei, a fare nera, eroticissima e speciale, stereofonica e sensuale, voglio lei. Dire tu. Allora, tra l'altro si somigliano, c'è una certa affinità tra Baby One More Time e questa canzone. No, però, ma tu la sapevi grossa. Cioè l'hai copiata? No. O è lei che ha copiato te? Assolutamente, immagine zuccata, sana, sì. Nata canzone. Nata canzone. No, vai con gli accordi. I Will Survive. Ma l'hai pigliata? Will Survive. Gloria Gaynor. Gloria Gaynor, Mazzi. Però io resterei, visto che Napoli non ha paura di nessuno, resterei in una fase adolescenziale, in questo caso andiamo anche prima dell'adolescenza. Sì. Serginio, alza il cursore. Oh, si no mi fa impazzire, 1, 2, 3, a pappina bocca a te. Ecco perché Napoli non ha paura di nessuno, perché insomma stiamo parlando di età, ci vuole combattere Giglio Ante fortuna robusta, guardi un successo, ma chi si braccia di ferro, ma chi si braccia di ferro, aspetta, che ti mangi due spinaci, ma mangi mozzarella e un bagapuzzella. Sì. E allora, va bene, e poi dice che io mi incattivisco, insomma, perché con Napoli è anche un po' così, no? Napoli non ha paura di niente. Assolutamente. Lieve che l'immana coppo pianoforte. E tu alza il cursore, grazie. E tu alza il cursore. Vabbè, ma noi non siamo... Vabbè, Gigino però mi pare che la passione una cosa. Ma così te ne vai e non ti importa niente più. Senza me te ne vai e guardami dall'occhio, regalami un abbraccio. Vai dove
sole non c'è mai, dove niente troverai, nella nebbia resterai cercando quello che hai. Ne inventerò, quante storie inventerai, con il tempo morirai ad ogni Devo dire una cosa, mi sono accorto che ricorrete spessissimo a Nino D'Angelo. Perché io più grosso senza offesa per nessuno, aperta e chiusa parentesi. Cioè, ogni volta che metto una pietra, insomma, un personaggio di quelli lì che è difficile, no? Devi andare a pescare dal maestro, sì. Perché chi è un professore rossa esagerato. Poi allora, quando si è messo a fare sul serio, vedi, il peccato di D'Angelo è questo, sì. Quando poi D'Angelo è arrivato a una certa età, si è messo a fare sul serio, capito, Capellone e tutte le altre poesie che ha scritto, sì. Belle pure l'hanno girato di spalla la gente. Vabbè. È un peccato, onestamente. Però non tutta la gente, insomma, credo che hai iniziato a avere a che fare con un pubblico un po' diverso, so. Però voglio dire, io che sono nato qui sotto stella, a caramella e tutte le altre cose, no? A storia mia, sì. Io non ci ho girato di spalla, anzi ho condiviso ancora di più la sua grandezza. Ecco. Non voglio fare paragoni. Assolutamente. Scusami, non voglio fare paragoni esagerati, ma c'è per esempio anche un Battisti prima e un Battisti dopo, no? Il Battisti di Emozioni era quello amatissimo, poi quello dopo di Panella, insomma la gente l'ha guardato, però il pubblico si è allargato, no? In qualche modo, e quando arrivi ad una certa età bisogna allargare gli orizzonti. Adesso chiudiamo così, grazie Serginio, grazie, e qui parliamo di varietà. Prego. Non sentiamo più il pianoforte, ce l'hai spento, vai. Sì, la Madonna mia, grazie. Col pianoforte. Appena rapo ti fai casino, non si nemmeno, non si signorino, ma più di pesce più senza scuola, perché si va non ci mettono a cuore, poi si pigliano più una mazziata, ma quando lavoro a scuola non si chiude, non può stirare e manca una camisa, perché tieni da fare annanzi specchio e loro esame spugnizza, mamma e padre da sangassano, perché la faccia figli e zoccala, innamorati due si arrangiano, ma non quasi le s'acceressano, ma tu fai solamente chiacchiere, perché non può nessuno spugnizza. Avete vinto, ve la do vinta, devo dire, ve la do vinta anche su Cicale. Adesso suoniamo un disco lancio, poi ci salutiamo, però prima di salutarci Caradonna fa un pezzo suo, Gino fa un pezzo suo, così vi lasciamo per il vostro dì di festa. Un attimo, metto prima il disco lancio, così ci pensate, alza il cursore Serginio, che suoniamo Alex Moschetto. Una mattinata bellissima, veramente, che io ripeterei, ma purtroppo qui Mara deve andare a fare la concorrenza. Sì. Allora, prima di chiudere e mamma, vuoi avvicinarti con Catamadanato? Sì, se vuoi, sì, se dall'altra parte te lo permettono e ti firmano. È una licenzia. Addirittura per me. Allora, voglio dire una cosa, adesso chiudiamo, però prima di salutarci un pezzo di Caradonna e un pezzo di Gino Da Vinci, grazie. E così ci regalate l'ultima perla che resterà nella storia della televisione. Voglio salutare Ernesto dalla Sanità, mi diceva la signora Consuelo, e un salutone da parte nostra. Ciao Ernesto. Vai, maestro. È successo tutto all'improvviso, dall'inferno al paradiso, riecco la felicità. Ed ho visto in fondo al tuo sorriso un futuro tutto rosa, la mia vita come un film, azzerando tutto il mio passato. Il tuo amore come mi ha cambiato, e sto con te, sempre con te, con un vaso magagna e giornata sia gioia che fa vivere, ma sai piglia, ma sai parla. Mille volte domande sia vera, che sia vita mia, e sto con te, vicino a te,
così fragile farti del male è davvero impossibile. Resta per sempre accanto a me, ti amo, dolce grande amore. Beh, insomma, questa è stata una mattinata mitica per me. Uno, perché ho due artistoni e questo lo sapete, insomma. Grazie. Tra l'altro non c'è bisogno che venga io qua a dirvi chi sono Gino Da Vinci e Renzo Caradonna. E poi perché loro sono stati... Allora, la televisione campana, la televisione locale in linea generale è molto difficile da fare, perché combatti contro la televisione nazionale, perché non sempre ci sono i mezzi. Allora, tutta la televisione locale è basata su chi la fa, cioè sulla personalità di chi la fa, e soltanto chi ha una grande personalità, che ha un grande carattere, che ha tante cose da comunicare, nel tempo ce l'ha fatta. E qui ci sono due signori che hanno cominciato a fare questo lavoro tantissimi anni fa, perché io sono venuto dopo e con me insomma ne sono arrivati tanti altri, però questi signori hanno fatto la grande televisione campana con la musica napoletana, che non è la cosa più facile da fare, perché i napoletani non sono sempre molto gentili con i napoletani, ecco. E questa è una cosa che va detta, quindi ho avuto l'onore di avere qui due mostri e sono veramente onorato. Grazie a te. Allora vi saluto, vi ringrazio. Grazie. Vuoi dire altro, salutare qualcuno? No, io saluto tutte le persone che ti seguono, che mi seguono, che seguono Gino, Sergio Donati, insomma questo grande gruppo che si è formato da queste parti, che sta avendo il successo che merita. A me mi ha fatto piacere di venirmi a intrufolare in questo successo, perché comunque mi mette pure insomma esposto in mezzo a voi. Che cosa dire? Grazie anche agli amici tecnici, perché sono loro che ci mandano in onda, e buona Pasqua o Pasquetta, insomma, per quello che è rimasto di questa Santa Pasqua. Allora, saluti a tutto lo staff, chiaramente a Sergio, a Consuelo, a Nicola Turco, a tutti quelli che lavorano in regia, a Teleurania, a tutta la famiglia di Televolla. Volevo anche salutare in chiusura Andrea Marigliano e Nunzio Marigliano, soprattutto Andrea, con il quale io ho lavorato molto tempo. So che sono due signori. Sono due signori, sono due ragazzi appassionati, e mi auguro che papà e lo zio prima o poi se la venanza e vi danno tutto lo spazio che meritate. Adesso chiuderei, visto che Gino Da Vinci mi dice sempre, e adesso Gino Da Vinci mi dice sempre: ma tu non sai che io ho cantato con Céline Dion, che io ho cantato con Tom Jones, e allora voglio chiudere questa puntata mettendo la canzone di Tom Jones che 1986, 1986, metto Tom Jones che sa molto di... canzone a coppie cugino? No, che sa molto, è una canzone meravigliosa. Non ho mai detto di aver cantato a coppie, ho fatto delle tornenze. Ecco, è una canzone meravigliosa degli anni 60 che sa di sigla, da varietà. Prego Serginho, chiudiamo così. Ciao!